Si è tenuta ieri a Palazzo Grassi in Rivavena a Chioggia la presentazione del secondo progetto Muri di Calle Persi per Chioggia, che ora trasloca a Sottomarina, a Marina Vezza per l'esattezza, interessando proprio la via principale, quella che percorre l'area storica per tutta la sua lunghezza, via Sottomarina, quella che molti conoscono come El Marciapiè, con l'accento sulla E per non correre il rischio di confondere il dialetto marinante con quello chioggiotto che la pronuncerebbe marciapie, come ha sottolineato la dirigente del comprensivo Sottomarina Sud, Simonetta Boscolo. Sarà questa la zona che i bambini della scuola primaria Merlin andranno a scandagliare cercando motivi sulle architetture delle vecchie case, spesso trasformate in bed and breakfast, da ripetere e trasformare in affascinanti texture diventando motivo di studio. Il progetto di Persi si presta in modo perfetto come progetto didattico in quanto coinvolge varie discipline, non solo grafiche, geometriche e artistiche, ma anche geografiche, insegnando ai ragazzi a orientarsi nello spazio e a scoprire il territorio, ponendo la propria attenzione non solo sulla visione globale, ma anche e soprattutto sul particolare, quello che spesso sfugge. L'unico cruccio di Persi, per quanto riguarda il progetto di Chioggia, è che ci siano ben 11 proprietari delle case del centro storico di Chioggia usate come spunto per le tavole a non aver aderito al progetto, o perché irreperibili o perché le 4 viti di sostegno avrebbero secondo loro compromesso a quanto pare l'immobile. Vorremmo che chi ha rifiutato capisse quanto interessante può essere quest'opera e accettare di far parte di questa strana caccia al tesoro per individuare sulle loro case il motivo ripetuto in sequenza. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.